dottor De Chirico. Grazie all'Ordine degli Psicologi per l'invito. Tu non sai perché mi hai invitato, io non sono un'autorità, quindi potrei dire quello che voglio. Meglio. È la prima volta che vengo invitato come autorità e io sono un ex medico di famiglia. Da 11 anni sono responsabile di un servizio di cure palliative, dell'USL 7 Conegliano, e sono anche coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative per il Veneto. Ho la fortuna di collaborare con la dottoressa Ghiotto, con la dottoressa Ghiotto in regione e con il dottor Azzarello, abbiamo fatto tante cose insieme. Due aspetti, due considerazioni vorrei fare. Una che riguarda proprio la mia attività di coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative per il Veneto e quindi gli aspetti riguardanti il contributo che la società ha dato per lo sviluppo delle cure palliative, sia a livello nazionale che nel Veneto, e poi, come dire, la bellezza delle cure a casa, quindi vorrei raccontarvi una brevissima storia. Voi sapete che da 6 anni è in vigore una legge, la legge 38, che ha disciplinato, per fortuna, le cure palliative, e da lì sono nati una serie di decreti che in qualche modo hanno implementato tutto l'armamentario normativo istituzionale per sviluppare le cure palliative. Non c'è disciplina che ha avuto una regolamentazione così dettagliata in Italia come quella delle cure palliative, tant'è che quando scriviamo documenti non c'è neanche bisogno di scomodare la letteratura perché è tutto contenuto nelle leggi e nelle norme. Il titolo di questo convegno, dall'informazione alla competenza, ebbene, sappiamo tutti che le cure palliative sono finalmente uscite da una dimensione volontaristica per diventare una disciplina. E una disciplina si qualifica per competenze specifiche proprie che si acquisiscono con la formazione e con la ricerca. E la Società di Cure Palliative, oltre a contribuire con politici e tecnici illuminati nella produzione poi della legge 38, ci ha consentito appunto di in qualche modo definire quelle che sono le competenze. Non tutti i medici possono dirsi palliativisti, non tutti gli infermieri possono lavorare in ambito di cure palliative, e così gli fisiatri e così altre professioni. La Società Italiana di Cure Palliative ha prodotto i core curriculum in cure palliative, quindi medico palliativista, psicologo palliativista, infermiere palliativista, c'è bisogno di competenze. E la Regione Veneto ha lavorato moltissimo, per questo nominavo prima la dottoressa Ghiotto, con cui il coordinamento regionale di cui faccio parte ha prodotto molto, e soprattutto l'ultimo lavoro che attendiamo che sia deliberato, il profilo integrato di cura, il PIC, col quale noi intendiamo trasferire i contenuti delle leggi nazionali e regionali, non solo ma anche i contributi, linee di indirizzo, ricerche, trasferirli alla casa dei malati, perché è semplice, non sempre, ma possiamo dire che è semplice produrre una delibera, una legge. La cosa difficile è l'implementazione di questa.
trasferirla a casa dei malati. E quindi abbiamo prodotto questo documento che sarà utilizzato tranquillamente dalle varie aziende, adattate localmente, dove si descrive il percorso da seguire nel momento in cui il paziente viene preso in carico, precocemente possibilmente, dal medico di famiglia, dall'ospedale, per entrare poi nella rete di cure palliative, definendo bene chi fa che cosa e creando una continuità di cura tra ospedale e territorio, tra casa, hospice, case di riposo, ospedale e così via. Quindi la persona che viene presa in carico ha in questo modo, come dire, si trova in una situazione di sicurezza, perché il suo percorso in qualche modo viene gestito e governato e le responsabilità sono ben individuate. È molto importante perché poi noi dobbiamo trovarci a che fare con quelli che sono i problemi e i bisogni. Il direttore generale ha puntualmente, anche se una parola quasi obsoleta, ma ci deve sempre richiamare la nostra attenzione, il paziente al centro, la persona al centro, noi diciamo i bisogni, dobbiamo essere in grado di individuare, analizzare quelli che sono i bisogni, perché su quelli noi poi interveniamo. A casa è bello, a me il titolo di questo convegno mi piace moltissimo, mi entusiasma, mi appassiona, così come appassiona tutti coloro che operano in un ambito in cui, come dire, si deve accompagnare persone che si avvicinano alla fine della vita. A casa è bello ma con competenza, altrimenti la casa, come dire, diventa una trappola. A casa possiamo esprimere al meglio il concetto della socializzazione del processo del morire rispetto a un'idea più di medicalizzazione. E quello che noi facciamo, come medici, infermieri, fisiatri e così via, non facciamo altro che rimuovere gli ostacoli affinché la persona possa continuare a vivere. Non siamo noi che diamo vita e non siamo neanche noi quelli che prevengono la morte, perché la morte non è una malattia, è un fatto naturale. Dobbiamo fare in modo che questa arrivi a compimento di una vita. E devo dire, io mi sento fortunato di operare in un ambito in cui nel periodo più importante della vita della persona, il periodo più importante è la fine della vita. Aiutare le persone a scrivere l'ultimo capitolo della propria vita, a mettere il punto, a risolvere tutte le questioni ancora irrisolte, a portarla a compimento. E beh, insomma, noi abbiamo un ruolo importante in questo e non possiamo farlo con un pressappochismo, dobbiamo farlo essendo ben informati e competenti. Silvano, questo per raccontarvi la bellezza di cosa vuol dire portare a casa dei malati le leggi. Silvano, un ragazzo, una persona di 50 anni, affetto da SLA, che prendiamo in carico insieme, fisiatra, infermiere, psicologo, poi il pneumologo, tante persone, tanti professionisti sono intervenuti. Alla presa in carico, il primo colloquio a casa di Silvano, andiamo a definire quali sono i suoi desideri e quali sono le sue scelte. E Silvano, ben informato, mi dice: io non voglio il buco qua, non voglio la ventilazione alla macchina, non voglio vivere attaccato alle macchine. Beh, dico io, bene, quali sono i tuoi desideri? I miei desideri sono quelli di stare a casa con i miei cari. Sono consapevole della malattia. Bene, allora gli dico: guarda, non hai paura? No. Sì, ho paura perché ho paura che mi manchi il fiato, ho paura di morire soffocato. Bene, ho detto: Silvano, non ti preoccupare, nel momento in cui subentrano questi problemi noi abbiamo i mezzi per aiutarti. Vi racconto, per farla breve, e c'è la sedazione palliativa con cui tu puoi addormentarti e puoi passare dall'assonno alla morte, quindi senza soffrire. Questo ci parliamo mentre c'erano i figli presenti e la moglie. Arriva il momento della sedazione,
mi chiamano, era un sabato mattina, ero a comprare delle piante perché volevo sistemare un po' il giardino, mi arriva la telefonata e questo Silvano era in crisi respiratoria. Va bene, lascio tutto, vado a casa di Silvano, chiamo l'infermiera, andiamo insieme e allora ci parliamo, dico Silvano, stai proprio male? Sì, non ce la faccio più. Quindi chi è che definisce un sintomo intollerabile, una sofferenza intollerabile? Attenzione, non siamo noi, è il paziente. Allora dico a Silvano, è meglio che saluti prima tua moglie e i tuoi figli, perché con la sedazione palliativa poi... Bene, io vado in cucina, la moglie e i figli da Silvano, sento scherzare, addirittura risate, si parlavano, era l'ultimo momento importante. A un certo punto vedo arrivare, sentire il campanello suonare, quindi vado ad aprire la porta, quindi faccio l'usciere di casa e arrivano altri parenti, arrivano amici, la casa si riempie. E io ero là in cucina, ho detto, brutta sensazione, mi sento il boia della situazione, per cui tutti aspettano che finito i saluti vado e finisce la storia, no? Non può finire così. Sempre con l'infermiere che, come dire, ci aiutavamo a vicenda, decido di andare in camera con tutti presenti, dico, ho da dire anch'io qualcosa. Riprendiamo un po' il discorso fatto in tutto quel periodo di assistenza con Silvano di alcuni mesi e poi dico, guardate, Silvano ha una sofferenza molto importante, non abbiamo altri mezzi, quindi l'attesa di fare questa terapia, che è la sedazione palliativa, ha solo scopo di sollievo per togliere il sintomo, non è eutanasia. A proposito di giornalismo, su Le Monde c'era un articolo sulla legge che la Francia ha fatto a proposito dell'eutanasia. C'era scritto, faceva riferimento all'eutanasia, 2 punti, la sedazione palliativa è stata approvata. Ecco, per dirvi come bisogna stare molto attenti. Insomma, fatto tutto questo, dico Silvano, come stai? Ma sai che sto un po' meglio? Allora ciao, ci vediamo. Sono tornato la sera per la terapia della notte e nel frattempo era arrivato il fratello con cui non si vedevano da anni, avevano litigato, la mamma che era stata ripresa da Silvano perché non si era comportata in maniera equa con tutti i figli e la mamma felice perché i 2 fratelli si erano riabbracciati, ha detto adesso faccio da mangiare per tutti, ha fatto da mangiare per tutti la sera. Il giorno dopo sono stati a pranzo e poi i problemi peggioravano e lunedì mattina l'abbiamo sedato ed è morto lunedì sera. Allora vedete, questa è una storia che ci fa capire la bellezza del vivere a casa l'ultima parte della vita e molti attori sono intervenuti perché in tutto questo percorso c'era il pneumologo sempre disponibile a fare la sua valutazione, a vedere se occorreva fare alcune cose, e il fisiatra, i presidi, e briefing in distretto con la psicologa che ci dava delle dritte. Vedete, tutte le competenze, tutti i tasselli si devono mettere insieme perché la cosa bella che, come dire, è vedere che poi i familiari hanno elaborato il lutto ancora prima che Silvano morisse. La settimana dopo la moglie ci ha portato delle gerbere a tutti, le ho piantate in giardino, ancora tuttora c'è il fiore, ecco. Quindi Silvano ci ha dato una grande opportunità di crescere tutti. Allora, cure palliative? Sì, domicilio meglio. Se non è possibile il domicilio, magari l'hospice, ma casa. Torniamo a casa. La cosa più bella, le parole più semplici che mi vengono fuori quando vengo chiamato in ospedale per fare valutazioni è quello di dire al paziente, torniamo a casa? Ecco, mi viene spontaneo e quindi questa è la bellezza, insomma, del lavoro che noi facciamo.
Siamo fortunati per questo. Grazie.